sono pordenonese, quindi mi fa strano essere qua a rappresentare Padova, però sono andata lì a studiare e come ho cercato un posto per fare volontariato, sono entrata a contatto con questa realtà di rigenerazione urbana. E da questa immagine potete già vedere il luogo dove si svolge il progetto, cioè una piazza, come vedete chiusa e circondata da edifici che fino al 2014 erano quasi completamente sfitti, erano adibiti in passato a uso commerciale, a servizi, però per vari fattori che adesso vi spiegherò è stata poi portata all'abbandono e al degrado. Nella cartina potete vedere il cerchio che è la piazza, quindi piazza Gasparotte, che si trova a metà strada tra la stazione centrale e il centro storico di Padova, quindi in realtà un luogo strategico dove ogni giorno passano a fianco migliaia di persone, cioè nonostante è stata completamente ignorata e lasciata al suo destino, portando anche microcriminalità e situazioni di spaccio nella piazza, con la conseguenza che l'opinione pubblica nei confronti del luogo si è ovviamente abbassata, nel senso che era considerata una zona da evitare e insicura. Quindi gli abitanti non vivevano la zona davvero. Dal 2014 però si è avviato questo progetto di riqualifica che ha coinvolto vari partner. Come capofila c'è stata una cooperativa sociale, la cooperativa Est, che ha dato un input al progetto aprendo il primo spazio attivo del posto, che è un coworking, cioè per chi non sapesse è una sede dove più professionisti possono affittare un proprio spazio di lavoro, però non è soltanto uno spazio di lavoro personale, ma bensì la possibilità di poter collaborare e conoscere altri professionisti e creare altri progetti comuni, quindi comunque un luogo di creazione e innovazione. Col tempo, quindi comunque è stato un processo molto lento, si sono aggiunte altre realtà e altri partner. Per esempio c'è un circolo Arci che è aperto un anno dopo, spazio comunque appunto di eventi culturali, sociali, ricreativi, che il giorno organizza magari workshop, incontri, eventi di formazione, la sera eventi sociali. L'Orto Sociale, Gasparorto, quello di cui faccio parte io, un gruppo di professionisti che operano nel teatro sociale e che organizzano eventi multiculturali anche con richiedenti asilo. Abbiamo anche l'associazione Giovani Imprenditori Agricoli che porterà avanti un progetto di gruppo d'acquisto solidale che è quindi in fase di elaborazione. E infine come partner istituzionale abbiamo l'appoggio del Comune di Padova, dell'Università di Venezia e di Banca Etica. Grazie al fatto che siamo, perlomeno in questa fase iniziale eravamo composti da associazioni, ha fatto sì che abbiamo potuto partecipare a dei bandi nazionali. Infatti il progetto nel complesso, che si chiama Lab Più, ha vinto il bando di Culturability, quindi un bando in importanza nazionale per la rigenerazione urbana. Quello che condividono a livello di visione della piazza questi partner è proprio il fatto che si vuole che sia la cittadinanza, quindi che ci sia un movimento dal basso di partecipazione che porti la zona a essere di nuovo rivissuta, resa vivibile e anzi che sia anche un polo d'attrazione, di innovazione anche per tutta la città e magari anche per la gente da fuori. C'è stato uno studio prima di creare il progetto sul tipo di gente che vive la zona. In particolare quello che è successo negli anni è stato che si fosse fermata maggiormente la popolazione anziana, dovuto al degrado, diciamo, e quindi all'abbassamento in seguito alla crisi finanziaria del valore degli immobili, ha attratto moltissimo gli immigrati, che quindi popolano spesso la piazza, e gli studenti universitari attratti dagli affitti appunto abbassati.
Quindi queste sono, diciamo, le 3 popolazioni su cui principalmente vorremmo definire le nostre iniziative, anche se ovviamente, come vi dicevo, è uno spazio aperto che si spera coinvolga poi tutta la città. La visione quindi prevede che ci sia una cooperazione e una sinergia tra varie realtà: la cittadinanza, quindi la gente, i partner istituzionali, quindi comunque gli enti pubblici, e le associazioni private, quindi una collaborazione a più livelli in cui ognuno possa portare il proprio contributo. Per portare ancora, diciamo che per assicurarci che a lungo periodo questo progetto possa funzionare, si è voluto creare un'associazione di secondo livello, una specie di governance comune, in modo tale da sia potenziare le iniziative portate avanti delle singole attività, quindi il co-working, il circolo Arci, l'orto urbano, ma creare anche dei progetti comuni. Per esempio, si vorrà in futuro organizzare un festival della piazza, oppure anche proprio fare degli abbellimenti della piazza che per il momento è ancora abbastanza dominata dal grigiore negli edifici. Dunque le attività che facciamo, che coinvolgono quindi tutti i partner, sono indirizzate verso questi 3 obiettivi: creare un'innovazione culturale al quartiere, riportare del verde, quindi stimolare un'agricoltura urbana, e infine ridisegnare insieme la piazza stessa. Come piazza laboratorio, quindi vedere la piazza come un luogo di sperimentazione e di creatività, operano principalmente quindi il Circolo Naviero, un circolo Arci e un altro circolo culturale e sportivo, ma non solo. Per esempio c'è un'associazione di parkour che adesso ha messo la propria installazione e organizza corsi direttamente nella piazza. E comunque l'idea di avere degli eventi culturali non è soltanto visto come una possibilità ricreativa degli abitanti, ma anche come uno spazio aperto per accettare le idee stesse che arrivano dal basso. Come eventi ci sono anche, per esempio, quelli organizzati dal gruppo Vicina Arte e Teatro, che organizza Walkic in Piazza. Per esempio questa immagine è quella che hanno fatto di uno spettacolo di quest'estate, che mira a coinvolgere i cittadini ma anche i migranti, e quindi persone provenienti da realtà molto diverse. Come vi dicevo, appunto, vorremmo organizzare questo festival annuale della piazza. Poi abbiamo l'orto urbano, che inizialmente era stato ideato per la cittadinanza più anziana, però come vedete io sono più giovane, quindi in realtà abbiamo anche studenti nel gruppo. E per questioni di permessi inizialmente, come vedete dalla foto, non abbiamo potuto lavorare direttamente nelle fioriere che sono presenti in piazza, bensì abbiamo creato un'installazione con dei bancari e con dei contenitori per la terra di un materiale che si chiama tessuto non tessuto, perché è un materiale resistente ma che permette il drenaggio dell'acqua, in modo tale che se un giorno ci dovesse essere un problema è facile da rimuovere, da portare via. In realtà il progetto sta andando molto bene, il Comune ha riconosciuto ancora di più l'importanza del progetto, tant'è che hanno stanziato ulteriori fondi e adesso siamo in programmazione dell'ampliamento dell'orto, quindi inizieremo a estenderci anche nelle vasche cementate della piazza. Quest'estate ci sono stati i primi lavori di gruppo che appunto ho visto coinvolgere le varie realtà operanti. È stato creato questo totem in legno che vorrà diventare un po' una struttura polifunzionale per gli eventi, le attività che si faranno. Sono state ricolorate le fioriere, c'è anche un murales di un artista fatto da un altro lato, che è questa foto che non vedete adesso. E soprattutto c'è anche una residenza per gli artisti ospitata che prevede di costruire opere artistiche da poter poi installare nella piazza. Dato che non ci sono tante foto, avete scusa di andare a visitare il sito e di vederne altre. Comunque ci tengo di rimanere in contatto, quindi se avete altre informazioni o semplicemente creare delle collaborazioni,
noi saremo molto felici di ascoltarvi.